Riparte anche quest'anno il progetto Off Limits, grazie al quale già dalle notti di questo weekend gli educatori del servizio per le dipendenze dell'ULSS 4 intercetteranno i giovani davanti alle discoteche e nei luoghi di grande afflusso nei territori di Jesolo, Caorle, Bibbione e Cavallino Treporti, per promuovere il divertimento sano al fine di prevenire sia problemi di ordine pubblico, determinati ad esempio dall'abuso di alcol o di sostanze, e quest'anno anche situazioni di rischio di contagio da Covid-19. Il lavoro degli educatori sarà anche quello di intervenire sui comportamenti a rischio di diffusione dell'infezione, ricordando ai giovani la necessità di mantenere alcune norme prudenziali. Questo verrà fatto come di consueto attraverso il contatto diretto con i giovani, ma ci sono anche alcuni oggetti concreti che veicoleranno il messaggio, come ad esempio una mascherina che è stata appositamente predisposta, logata con il nome del progetto e con una dicitura usciamo assieme, nel senso di non dimenticarmi, che verrà appunto distribuita ai ragazzi, come così anche del materiale informativo. Il messaggio è ovviamente quello di venire sì a divertirsi, ma in sicurezza. Il nostro scopo è quello di dare la possibilità ai giovani di continuare a divertirsi in sicurezza, è proprio quello che cerchiamo di fare, soprattutto che non si mettano in strada la sera ubriachi. Vorremmo evitare le stragi che abbiamo avuto del sabato sera l'anno scorso, con purtroppo tanti ragazzi che sono deceduti, e per cui noi faremo di tutto, e su questo in collaborazione con le autorità comunali, con i vigili, con le forze dell'ordine con le quali siamo sempre in contatto, per garantire a tutti una vacanza tranquilla, una vacanza sicura e anche una vacanza divertente. Jesolo vuole essere e continuerà sempre ad essere un luogo accogliente, di accoglienza, di ospitalità. Noi vorremmo e lavoriamo per questo, perché chi raggiunge le piazze, chi raggiunge le vie, chi raggiunge i locali, chi raggiunge i luoghi di soggiorno per l'estate siano accolti, siano serviti, ma possano vivere la loro esperienza e la loro vita quotidiana nel miglior modo possibile. Dentro a questo c'è ovviamente la questione sicurezza, la questione tranquillità, che è un termine che è difficile da usare, ma che noi continuiamo a insistere perché possa essere un termine usato anche per Jesolo.